Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura ancora un incidente sul lavoro. Un uomo di 74 anni è finito schiacciato sotto il trattore sul quale si trovava mentre stava arando il suo terreno a Marsala, in provincia di Trapani, ed esattamente in contrada Santo Padre delle Perriere. Per estrarre la vittima da sotto il mezzo agricolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'anziano stava guidando un trattore e stava risalendo da una cava dove si trovava un allevamento di suini. Improvvisamente il mezzo si sarebbe capovolto e lui sarebbe rimasto sotto. A dare l'allarme è stato il figlio. Adesso la polizia indaga sulla dinamica dell'accaduto. La Corte d'Appello di Catania ha condannato a 4 anni e 2 mesi ciascuno di reclusione Roberto Mirabella e Salvatore Castrogiovanni, a 4 anni e 4 mesi Agatino Valentino Spampinato, accusati di violenza sessuale di gruppo commessa su una 19enne statunitense nel marzo del 2019. La sentenza ha ridotto di 3 anni ciascuno le pene comminate in primo grado al GUP Luigi Barone, a conclusione del processo celebrato con il rito abbreviato. I giudici del collegio di secondo grado hanno concesso le attenuanti generiche ai 3 imputanti che hanno rinunciato all'appello. Andiamo a Palermo, dove in poche ore sono state messe a segno ben 3 rapine. Il primo colpo in una farmacia in via Pietro Scaglione, dove sono entrati 2 giovani armati di pistola che avrebbero minacciato i dipendenti facendosi consegnare l'incasso. Nel corso della rapina è stato esploso anche un colpo di arma da fuoco contro il muro. Un'altra rapina poco dopo, sempre in una farmacia in via Besio. La terza rapina è stata messa a segno nel negozio OVS in via Leonardo da Vinci da parte di 2 ragazzi armati di coltello che si sono impossessati dei soldi in cassa e sono poi fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri. E infine 2 dipendenti del comune di Rosolini che sono stati licenziati per assenteismo senza alcun preavviso. La decisione è stata presa dal Consiglio di disciplina dell'ente. Era stato il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, a scoprire nel corso di un sopralluogo avvenuto la scorsa estate che i 2 dipendenti risultavano presenti ma di fatto erano fuori dal posto di lavoro. Da lì è partita una segnalazione al Consiglio di disciplina che ha aperto un'istruttoria nei confronti dei 2 presunti assenteisti. Le giustificazioni che avrebbero utilizzato per motivare l'assenza non avrebbero convinto il Consiglio, quindi è scattato il licenziamento in tronco. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con il TG Flash a mezzogiorno. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.